La Tasting Academy del Consorzio Friuli Colli Orientali Ramandolo nasce ormai quasi 5 anni fa e nasce dall'esigenza di voler raccontare in maniera onesta un territorio a partire dalle uve. Noi abbiamo la fortuna di avere dei tecnici nel consorzio che già da più di 15 anni, ormai siamo quasi a 18 anni, raccolgono nella relazione tecnica e stagioni e le uve tutto quello che è da sapere sulle uve, e la Tasting Academy attraverso l'assaggio dei vini non fa altro che raccontare le uve nella specificità. Poter raccontare queste ci permette appunto di non mettere le aziende nei loro confronti l'una con l'altra in senso di concorrenza, ma di metterle a confronto per la loro unicità, perché soltanto le uve possono raccontare i vini, i territori, la terra, le persone, gli uomini e le donne che la producono. E dunque un po' è il tentativo di riportare nel calice quelli che sono gli accenti dei vini che puoi sentire qui. Quando noi parliamo friulano, a partire da Corno di Rosazza per arrivare fino a Tarcento, in tutto il territorio dei Colli Orientali abbiamo degli accenti diversi. Ebbene, i vini riescono ad avere questi accenti. L'accento è l'unico che racconta il suo luogo e noi, attraverso questi vini, riusciamo a raccontare i luoghi facendo emergere proprio la voce intensa del silenzio di questa terra espresso attraverso i vini. Per cui la filosofia è quella di accogliere le persone dentro un luogo che non esiste da nessun'altra parte, ma che vorrebbe avere attraverso la lente che c'è nei Colli Orientali una visione di tutta la bellezza di quello che ci unisce tutti quanti e di quello che sa fare il vino. Chiunque può venire in Tasting Academy. La Tasting Academy ha un suo sito dove tutti possono registrarsi e dove tutti possono prenotarsi. Non c'è bisogno di alcuna competenza, perché l'unica cosa che noi cerchiamo di far recuperare nelle degustazioni è il divertimento puro e semplice. Ci dobbiamo divertire nelle degustazioni e qua ci divertiamo molto, perché si va a riscoprire la geografia dei luoghi attraverso gli assaggi, i 32 assaggi che si possono fare qui dentro, e attraverso le migliaia e migliaia e migliaia di mappature che sono portate avanti. Non serve essere degli esperti, anzi, nessuno qui è esperto, ma tutti imparano ad imparare da tutto quello che la terra insegna ogni anno e che le vendemmie portano avanti.